Non solo un nuovo tipo di turismo, ma anche l'importante ruolo nella conservazione del territorio. Questi sono solo alcuni dei bisogni che gli agriturismi riescono a soddisfare con la loro attività. In Veneto sono 1450 e dal 2010 ad oggi si registra un incremento degli arrivi del 28% e del 38% delle presenze. In tutto sono 280.000 le persone che hanno scelto almeno una volta di trascorrere la propria giornata in un agriturismo veneto. Questi dati sono emersi in occasione di un convegno promosso dalla CIE di Venezia e a Zelarino che ha messo a confronto le esperienze in campo di agriturismo di 3 regioni diverse: il Veneto, l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Lazio. Sicuramente la necessità di uniformare una legislazione sull'agriturismo che sicuramente è molto frammentata tra le varie regioni, al di là poi di quella veneta che è un po' un caso disperato a parte, però diciamo che l'esigenza di avere un'uniformità legislativa sull'agriturismo diventa fondamentale. E poi io ho ribadito con forza il fatto che l'agriturismo, se è un'opportunità, tale deve essere, per cui le forze politiche devono lavorare nel contesto agrituristico per dare veramente all'azienda agricola e all'agriturismo l'opportunità di vivere e di sopravvivere per loro, ma anche e soprattutto per il territorio che le circonda. L'attività agrituristica è normata dai principi stabiliti dalla legge nazionale 96 del 2006 e dalle leggi regionali. In Veneto, nel 2016, sono state fatte delle modifiche alla legge 28 del 2012, che però il mondo agricolo in parte contesta. Proprio alla luce del discorso che facevo prima della difformità delle varie leggi regionali, trovare un'opportunità di incontro come questo per confrontare le varie leggi e avere opportunità di avvicinamento e di uniformità appunto di gestione e di applicazione della legge stessa, in maniera che non si parli più di Veneto o di Emilia Romagna o di qualche altra regione, ma si parli di Nord Italia in generale, in maniera che la gente quando si muove in una certa area molto vasta abbia l'opportunità di muoversi tranquillamente senza avere difficoltà che variano da una strada all'altra. Dalla Regione Veneto sembra ci siano delle aperture a queste richieste. Io ho un'ottima collaborazione comunque con il collega del turismo, faremo delle verifiche in questo senso e diciamo che sono invece emersi dei problemi tecnici dovuti a dei controlli che magari quelli sanitari delle ULSS, quelli della VEPA per quanto riguarda gli investimenti, quelli dei funzionari magari dei dipartimenti regionali creano, bisogna che ci sia un'omogeneizzazione, forse fare un testo unico dei controlli potrebbe essere una soluzione anche per noi in Veneto. Da parte dell'assessore regionale dell'Emilia-Romagna Simona Caselli è stata espressa la necessità di uniformare a livello nazionale la legge che disciplina gli agriturismi. Ma soprattutto sulle norme sanitarie, perché che dal punto di vista agrituristico le regioni in un qualche modo cerchino di difendere anche delle peculiarità che hanno, normando singolarmente ci può stare. E il punto è che alcune norme di dettaglio, e soprattutto quelle per esempio su come si fa un lavorato, si fa una marmellata, piuttosto che come requisiti di base dentro l'agriturismo, forse sarebbe meglio averceli uniformemente. Io mi trovo con delle situazioni dove addirittura a livello comunale i regolamenti non consentono di fare delle lavorazioni in un comune e lo consentono in quello di fianco, creando tra agriturismi delle situazioni che non hanno senso, insomma. Per cui questo ci aiuterebbe molto a uscire da una cosa che altrimenti è troppo parcellizzata, mentre invece credo che sia giusto valorizzare a livello locale le caratteristiche di ogni territorio. È chiaro che un territorio prevalentemente montano come il Trentino ha delle esigenze diverse da chi come noi ha anche una parte di pianura molto forte. Una reale prospettiva di sviluppo economico strategico. Sempre più giovani qualificati, donne in particolare, guardano a questa attività per inserirsi nell'ambito imprenditoriale agricolo, interpretando le richieste di un turista sempre più attento alla qualità dei prodotti, al rapporto con l'ambiente, il territorio e all'ospitalità rurale.